A mia mamma è ancora un attimino un po' sottosopra, diciamo, però in linea generale sta abbastanza bene. Si è conclusa con un bello spavento, oltre che con un furto ai suoi danni per un valore di circa 300 euro, la serata di lunedì per la signora Noemi, madre delle titolari del caffè pasticceria Marcuzzi di Pozzuolo del Friuli. La donna, di 80 anni, ha chiuso il locale, è salita in auto e, appoggiata la borsa sul sedile passeggero, se l'è vista improvvisamente afferrare da uno sconosciuto che non è riuscita a vedere in volto. Il racconto della figlia Silvi. Alle 11:30 ha chiuso il locale e appena uscita aveva parcheggiato proprio qua vicino e salita in macchina ha appoggiato la borsa sul sedile del passeggero e all'improvviso qualcuno ha aperto la porta dalla parte del passeggero, sì, l'ha preso la borsa ed è scappato, però c'era un complice che lo aspettava con la macchina e dopo sono fuggiti, insomma. Io vivo sopra, però in realtà non ho assistito, mia mamma mi ha chiamato subito dopo e sono scesa e abbiamo chiamato, insomma, le forze dell'ordine e i carabinieri. È la prima volta che accade È una la cosa prima simile volta a che voi? accade qui a Pozzuolo, però in realtà lei aveva già subito dei furti a Cargnacco, nell'abitazione. Questo di recente, i furti a Cargnacco? È un 6 mesi fa, l'ultimo. C'era Tenevamo a l'incasso farlo anche della sapere. giornata ieri. Ma lei non aveva l'incasso della giornata, aveva insomma valori suoi, ecco, più che altro, e quindi insomma da quel punto di vista è andata bene così. Io mi auguro che ci siano sempre più controlli o che se non altro vengano messe delle telecamere qua in piazza proprio perché sta diventando veramente molto pericoloso, insomma, ma per tutti, proprio per tutti.